È una sfida ai vertici, una sfida che arrivati a pochissime giornate al termine può valere tantissimo per 3M e Palermo Futsal 89ers. Un saluto qui da Gabriele Rispetta in questa gara importante per entrambe le squadre. Vedete anche i piccoli Giovanni e Teresa De Simone che oggi hanno fatto l'ingresso con i neroverdi di Papà Angelo, che oggi fa anche il compleanno. Candeline per lui, vediamo se saranno dolci o amare sopra questa torta che spera possa portare i 3 punti. Partiamo adesso dai padroni di casa, però dal Palermo 89ers con Barcelloni in porta, poi Muratore, Compagno, Fava, Marineo, Grammatica, Megna, Strongoli, Pennino, Marra e Vassallo. 11 uomini a disposizione di mister Costantino. Per quanto riguarda invece il 3M, gioca con i soliti ormai. In porta per Di Chizzi, Virruso e anche Nicolosi come possibile scelta. Poi ha faticato Palazzotto, Pilitteri, Cottoni, Calvaruso, Runfolo, Accetta, Ricotta e Lucchese per terminare i 12 che saranno a disposizione di mister Giacalone. Tutto pronto qui dai campi Trinacria in questo sintetico che sarà ormai il teatro decisivo per le sorti di entrambe le squadre, o almeno quasi, perché oggi chi si porta a casa la vittoria si assicura, a meno che di svarioni nelle parti finali di campionato, un posto quasi ai playoff. I direttori di gara di oggi sono il signor Schifano di Trapani e il signor Zambuto della sezione di Agrigento. Cronometrista invece il signor Seminara della sezione di Palermo, che si siede in questo momento nella sedia vicino al tavolino dei campi Trinacria. Siamo attualmente nelle tribune gremite della struttura qui praticamente nelle parti più marinare, vicino alle borgate marinare della provincia di Palermo. Adesso stiamo per iniziare. Palermo Futsal 89ers che è quarto in classifica, un punto dietro dal 3M che oggi inizia con Birruso, poi spazio per Accetta, largo a sinistra, a destra c'è Cottone, affaticato centrale e poi Ricotta parte come pivot, quindi dietro per ora Calvaruso in panchina. Qualche problema per lui nel riscaldamento. Per quanto riguarda invece i T-Niners, iniziano con Barcellona in porta e poi le scelte ricadono sui giovani esperti, potremmo chiamarli, della formazione di mister Costantino, ovvero Muratore, Megna, Strongoli, anche Pennino che va subito a sinistra dove spunta l'occasione per Grammatica, anzi non Megna, e poi Virruso, esce addirittura lui, Virruso prova il tiro e scivola al momento della conclusione. Parte subito forte la sfida tra Palermo Futsal 89ers, per comunità li chiameremo solamente 89ers nel corso di questa partita, e 3 precedenti da quando la società del presidente De Simone ha assunto questa denominazione: 2 vittorie 3M, un solo pareggio, l'unico precedente poi qua al campo Trinacria la passata stagione. Largo a sinistra, prova subito a inserirsi al centro Andrea Pennino, uno dei migliori marcatori della formazione giallo-blu, poi affaticato. Palla che arriva al centro, o almeno pensava di arrivare al centro, poi la riprende senza particolari problemi Grammatica. Ancora la parte di campo, prova la giocata in avanti i T-Niners. Per Accetta, affaticato. Aspetta, affaticato. Torna dove c'è Cottone ancora Ricotta, si gira lui, vada affaticato, palla per il capitano Cottone di nuovo al centro, viene fermato e può ripartire contropiede delle Niners, anche se viene fermato senza particolari problemi Muratore. Allora Accetta, Cottone, prova lui le giocate, Cottone esterno, provato la conclusione subito Cottone, chiama calma Pennino, palla ancora per il capitano giovane ma già cercato da diverse squadre. I Niners che già qualche anno hanno ormai questa filosofia di costruzione rosa molto giovane, da diversi anni stanno competendo con valore in C1 quest'anno
stanno anche sognando in grande. La quarta posizione per ora accumulata dopo le prime 23 gare. Siamo arrivati alla 24esima. Prova il tiro subito qui Pennino, che esce fuori. Può prendere senza problemi Virruso. Sono passati solamente 3 minuti. Inizio della gara qua, poi l'ultimo tocco dovrebbe essere di Megna. Così. Allora palla per il 3M. Cottone, controllo. Badovic è affaticato. La giocata a favorire Accetta. Accetta, aspetta lui, torna Cottone. Ricotta. Ancora per Accetta. Aspetta il 22 per Cottone. Anticipato qui con particolare verve da Grammatica. Muratore non controlla bene, deve tornare gioco forza dietro il numero 5. Dopo l'ottimo anticipo di Grammatica si esaurisce l'occasione in contropiede del 89ers, ancora con le subentrata sempre di Grammatica. Doppio passo, prova ad entrare in aria, ce l'aveva fatta ma in anticipato, quindi calcio d'angolo ancora per gli 89ers. Pallone al centro forte e teso, non raso terra, a mezza altezza. Riprende palla a fatica. Cottone. Virruso può prenderla, allora gioca. Allontano Virruso, viene fermato però. Rilancio per Ricotta, poi Cottone pressa alto. Ricotta. Cottone. Pallone per affaticato. Stiamo notando che l'orologio continua a scorrere anche se il pallone esce, quindi forse anche il problema al timer del campo Trinacria. Affaticato adesso gira bene, Accetta. Ricotta viene fermato in maniera regolare. Quindi palla per i Niners. Ancora con Megna dietro Pennino. Lascia il taglio. Muratore. Con silenzio girare il pallone, prova a cercare un buco la squadra di casa. Sistemato però in questo momento il 42 del 3M, prova Cottone a rompere gli indugi. La palla comunque ancora per i Niners, ancora con le giocate di Grammatica che trova Pennino, largo a sinistra. Aspetta il capitano, potrebbe tornare dietro, lo fa. Allora ancora attesa, spasmodica attesa per il 3M di riprendere palla, per gli 89ers di arrivare a cercare il buco giusto per poter agire. Se ne va una grandissima giocata Grammatica, prova ancora a far girare la testa da Accetta che lo colpisce, calcio di punizione. Sicuramente un po' Accetta, ma l'intervento è sacrosanto da parte del direttore di gara, del signor Zambuto, quello più vicino alle tribune. Invece il signor Stefani, della sezione di Trapani, colui che sta più vicino alle panchine. Muratore sul secondo palo, poi torna dietro, un'altra volta fermato Grammatica. Gira ancora il pallone la squadra in maglia gialla a sinistra con Pennino. Virruso in due tempi la fa sua. Subito gioca di prima intenzione Francesco Virruso, faticato, lotta con Grammatica. Cottone diventa una risorsa e va col sinistro a cercare lontano Ricotta. Grande giocata per liberarsi della pressione avversaria di Cottone. Poi Ricotta trova con un po' di difficoltà Accetta, che poi ridà palla agli avversari. Ancora nessun cambio tra le due squadre. Accetta rinvia sulle caviglie di Grammatica, manda però tutti avanti. In questo
momento 89ers spregiudicata, ma sta funzionando per ora questo atteggiamento da parte dei ragazzi di mister Costantino. Giacalone invece in piedi sta guidando i suoi come se fosse un controller, cerca di mantenere alta la concentrazione difensiva. Ancora Pennino, guarda la porta, deviazione di affaticato Virruso, mantiene il pallone in campo e poi regala davvero il male minore in questo caso, ovvero una rimessa nella metà campo dei padroni di casa. (13 giocati, sistemato il cronometro del signor Nara. No, 13 da giocare più che giocati. Adesso viene conteso da Calvaruso e da Muratore. Fallo precedentemente segnalato e c'è anche qualche cambio perché appunto è entrato Calvaruso, è uscito Accetta che sembrava essere quello più in difficoltà, esce anche Cottone, o no, sembra uscire Cottone, entrare Palazzotto, in realtà ancora il cambio non si realizza, viene abortito e quindi ci sarà ancora qualche minuto per scaldarsi per Palazzotto con la pettorina, con lui anche Lucchese, magari quelle saranno le prossime mosse di mister Giacalone. Intanto gira la palla nel campo del 3M, prova a subentrare un'altra volta Grammatica, ma viene ripreso da Affaticato. Qui ha giocato con la maglia della nazionale Resuttana San Lorenzo, l'ex denominazione Athletic Club. La stagione 21-22 con ottimi risultati, c'era anche Barcellona. E Virruso rischia qualcosa, va lontano il 2, che arriva appunto da Barcellona. Pochi chiamati in causa Barcellona, più sicuramente protagonista della gara finora Virruso. Prova a impensierire nuovamente i Niners con questo pallone largo a sinistra, ha provato la conclusione subito. Laterale mancino della formazione di casa, qua però sbaglia il passaggio di ritorno. Ancora per Affaticato. Tira palla Calvaruso. Cottone pressato da Daniele Compagno. Affaticato. Ricotta. Giocata Ricotta, lo scambio con Calvaruso non si chiude. Quindi il pallone che torna ad essere per il 3M, sì, però con Calvaruso che prova deviazione, trova nulla in realtà il numero 7, palla per Barcellona, non poteva entrare il pallone, però ovviamente messo lì forte e teso sul secondo palo può essere un jolly importante da spendere per Cristian Calvaruso. 20 gol per lui in campionato, 20 anche per Pennino, 21 per Lapi, sono i due migliori marcatori della stagione per gli Niners. Non c'è però Lapi in distinta, grande assenza quella di Lapi per gli Niners. C'è timeout chiamato da mister Costantino quasi alla metà del primo tempo, 10:49 minuti che mancano alla fine. In questo momento è ancora 0-0 la partita. Sintetico del Trinacria. I Niners sono il rullo compressore, pensate, solamente 2 sconfitte e un pareggio. L'ultima sconfitta risale a dicembre, una 5 vittoria del Athletic Club qui sul campo dei ragazzi maglia gialla. Ragazzi, non a caso sono le squadre più giovani del campionato, età media di 25 anni e qualche mese. Anche il 3 non scherza, sono 27 anni di media tra i giocatori in rosa, tanto che ha comunque anche diverse pedine piene di esperienza, come lo stesso Cottone che continua a rimanere in campo. Non si chiude quindi ancora lo scambio con Michele Palazzotto. Intanto ricomincia a rotolare il pallone qui nel sintetico del Trinacria.
lo fa con uno scontro tra Pennino e Cottone, i due capitani di oggi. Cottone che però finisce fuori per solo un fallo segnalato in questo momento, per quello commesso da Accetta al limite dell'area di rigore, un'occasione che non si è comunque tramutata in una di quelle che rivedremo negli highlights di questa gara. Ancora Pennino fermato da Cottone, calcio d'angolo per il Palermo Futsal 89ers. Quelli dell'89, se la maggior parte delle persone in rosa, qua ci prova nel frattempo Pennino, la maggior parte delle persone in rosa possono avere neanche dei pensieri dei loro genitori nel 1989. Ragazzi molto giovani, una filosofia molto interessante quella dei Niners, che quest'anno sta trovando uno sviluppo importante anche in classifica. Nel frattempo però affaticato, colpito, affaticato il Rocco e del 22 avversario, palla per Cottone, colpito Cottone, non c'è il fallo di compagno, signor Schifano dona la rimessa al Palermo Futsal 89ers, va lontano Pennino a cercare ancora compagno che gioca Pipò bene con un tacco che era per liberare in questo caso il neo entrato in campo Marra. Palla ancora per Cottone, rischia Cottone, pressing alto di Megna. La palla Birruso, rilancio a mezza altezza a cercare Calvaruso, ovviamente a Cottone forse voleva il pallone per poi scaricarlo nuovamente a Calvaruso. Il pallone ancora è per il Palermo Futsal 89ers, 0-0, il punteggio, siamo oltre la metà del primo tempo. Prova in qualche modo Compagno a cercare davanti qualcuno dei suoi, trova nessuno, Cottone colpito, poi ancora si cumula, intanto affaticato va sulla destra, ancora il 6, l'ultimo tocco sembra essere il suo, fallo cumulativo commesso qui da Claudio Megna. Si lamentava il 22 nei confronti di Cottone. Adesso col tacco torna da Pennino, secondo fallo commesso quindi nello spazio di pochi secondi dai ragazzi dell'89ers. Intanto Compagno ancora con Megna, lo scambio non si chiude, riprende palla Cottone che può andare, Ricotta, attenzione a lui, Ricotta qua subentra in aria, fallo qua brutto di Pennino, giallo, entra completamente in ritardo Andrea Pennino. Terra un altro grande giovane, ovvero Pericotta, stanno per lui già 17 reti in campionato, il secondo miglior marcatore del 3M. Calci di punizione, contati 2 falli, quello su Cottone che era nettamente in ritardo e anche questo su Ricotta, quindi 4 falli nello spazio di pochissimi secondi commessi dal Palermo 89ers. Potrebbe essere un problema nel corso dei restanti 8 minuti che rimangono da disputare in questo primo tempo. Calcio di punizione, si prepara sul pallone Cottone, anche affaticato, è uno dei principali deputati per andare alla battuta. Sono Intrelli, Cottone affaticato e anche Calvaruso. C'ho Ricotta un po' più allontanato dal pallone, si sposta Calvaruso, il pallone è per Cottone, il tacco, affaticato, prova il destro e apre la contesa Stefano affaticato, grande schema del 3M e il 6 a metterla dentro, 1-0. Nei fatti diversi nel campionato di Serie C2 con la maglia del Resuttana, qui in questo campo Stefano affaticato ne fa un altro importantissimo, arrivati intorno al minuto numero 12 del primo tempo.
0-1 il punteggio. Si aggiorna il parziale qui al Trinacria. Torna nel frattempo in mano a Virruso, colpito da Magna senza fallo. Mandale Lucchese che però viene fermato da compagno. Si è accesa la gara, Calvaruso poi difende con ottima verve sul numero 28 avversario Marra, che ha avuto poco fa anche un'importante occasione. Si lamenta Virruso perché appunto notificava un colpo subito precedentemente da Megna. Adesso per il numero 1 che va lontano a cercare Calvaruso, palla che si perde un'altra volta sul fondo laterale. Avanti quindi il 3M, arrivati oltre la metà del primo tempo. Mancano esattamente 7 minuti e 30 secondi alla fine. Compagno, Pennino, salta l'avversario Pennino, prova il break, pallone sul secondo dove c'è però nessuno. Allora può andare Calvaruso, contropiede del 7, Calvaruso prepara il destro, torna dove c'è Lucchese. 1-2, fulminante del 3M, segna anche Lucchese. 0-2. Ragazzi, oh! Forza! Momento di difficoltà per i ragazzi degli 89ers, mentre sembra essere quello della spinta per il 3M. Dopo lo schema su punizione che ha portato al gol di Alfaticato, arriva anche un contropiede importante procacciato da Calvaruso. L'assist per Lucchese che davanti a Barcellona non può sbagliare. 0-2. Ancora c'è tutta una gara da giocare, sono 6 minuti e 42 alla fine del primo tempo e poi 20 di tempo effettivo da disputare nel corso della ripresa, quindi ancora ce n'è, sicuramente ce n'è. Va in porta Pennino, Virruso non trattiene, palla incredibile davanti alla porta, incredibile, a centimetri dal gol. Gli 89ers, prova il tiro Palazzo, difende palla subito Barcellona, fa grande parata, ci ha provato Palazzotto ma poco fa è stato Grammatica davanti alla porta. Incredibile, dopo il tiro di Pennino Virruso aveva parato ma non aveva trattenuto, la palla è rimasta lì in spaccata Grammatica. Sono venuto che Fascia sul palo. nella diretta sono venuto che Lontano Virruso, Ricotta di testa. Bravo Barcellona a metterci le manone. Provato di testa Ricotta, lui che ha propiziato il gol subendo fallo, calcio di punizione. Palazzotto, c'è Ricotta, lo scambio, colpito Calvaruso, non c'è niente in termini di fallo, c'è però calcio d'angolo per il 3M che può tornare comunque a pressare forte i T-Niners dopo il palo di Grammatica a porta vuota. Torna dietro Palazzotto, Virruso, Ricotta, vai a Ricotta, buona ancora per Marra, Palazzotto ci mette il fisico, non si muove di un centimetro Marra. Chiede scusa per Palazzotto perché lo scontro è stato veemente, però qui sta, è futsal, può giocare i T-Niners, ancora con Compagno che guarda la porta, poi si riappoggia a Pennino, aspetta rinforzi Pennino, c'è Marra largo a sinistra, Grammatica, torna Pennino, anche lui molto largo, vediamo se si accentra o se torna da qualche compagno, prova il cross al centro, calcio d'angolo. Batterà Pennino, forte, ma la prende Ricotta che poi spara, rimessa laterale, cambia poco, mette palla a terra Pennino, la riprende Palazzotto, può andare il numero 8,
viene però fermato Palazzotto, poi Calvaruso colpito, e questo è un fallo importante perché è il quinto commesso dai 89ers. Quinto fallo subito dal 3M, arrivati intorno al 10°, erano 0 al quinto fallo, siamo 5 minuti dalla fine del primo tempo, quindi importante questa segnalazione arbitrale, perché d'ora in poi ogni fallo subito dal 3M sarà punibile con un tiro libero. Tempo sullo 0-2, momento di riforma importante della formazione di mister Giacalone, con le reti prima di Affaticato sugli sviluppi di un calcio di punizione e poi di Lucchesi. Ricotta ha fatto un'ottima azione nel corso della contropiede, della ripartenza, che aveva portato al fallo, che poi si è tramutato in quella punizione messa dentro da Affaticato dopo qualche tocco di suola tra Calvaruso, Cottone e poi proprio il 6 che l'ha messa dentro, e poi contropiede sempre propizio della Calvaruso. Lucchese va, fa 0-2. Palazzotto rischia il numero 8, torna quindi a Virruso che non va lontano ma cede palla a Runfolo. Primi minuti per lui oggi, riprende palla però subito drammatica, bravo Lucchese a dire di no, a fare da schermo, e viene anche acclamato da tutta la sua panchina, che vede nell'ex Cus una delle principali risorse per il futuro. Compagno, Pennino, pallone che arriva alle parti di Fava, riprende però palla Calvaruso, contropiede, Palazzotto al centro di nuovo, Barcellona con la faccia praticamente dice di no. Ottima uscita del numero 1 per Palazzotto, ancora al centro Fava riesce a riprendere il pallone, ancora Atanasio Fava, uno degli uomini in più e in termini di esperienza. Qua Pennino non si accorge, il tempo era finito. Palla quindi per Palazzotto. Runfolo sbaglia il passaggio di ritorno, Runfolo, palla ancora per Lucchese, chiama la sfera Virruso. Palazzotto non arriva sul pallone in tempo nel momento in cui il 3M sta un po' battendo la fiacca. Ci può stare, ovviamente siamo nel corso delle parti finali del primo tempo, magari vogliono anche mantenere le forze fisiche per la ripresa. Intanto la palla ancora per Pennino, davvero fondamentale per mister Costantino, torna dietro compagno, ancora Pennino, si propone Vassallo appena entrato e ritorna al capitano. Vassallo, Fava, non si intende con compagno e quindi il quadrato nero-verde funziona. Giro palla adesso sempre nel campo della formazione nero-verde, quando è Calvaruso lo aiuta Runfolo che gira verso Palazzotto, ancora il numero 8, le giocate di Palazzotto che prova il destro che esce fuori. Si era un po' ingolosito qui Palazzotto dopo l'ottima giocata personale, se n'era andato rispetto a Fava che adesso cede il pallone a compagno. Qualche litigata lì nei pressi della sfera che adesso ce l'ha Pennino. Vassal ancora per Pennino, si prova a mettere in proprio qui Andrea Pennino, prova a creare soluzioni personali nei momenti in cui gli 89ers sono un po' bloccati. La difesa strenua del 3M, Lucchese, ancora lui, aspetta Lucchese, preferisce tornare da Palazzotto. Runfolo, Palazzotto, ancora per Calvaruso, sempre il numero 7 che va da Palazzotto. Lucchese,
Palazzotto, torna dove c'è Runfolo, apre bene il 19, ancora Palazzotto, largo a destra, torna dove c'è Runfolo che appoggia a Calvaruso. Barcellona bravissimo a rubargli per un attimo il pallone e poi Megna a metterla fuori. Torna dietro Calvaruso, Palazzotto, Calvaruso murato al 22, poi torna dietro il 3M dove c'è Virruso che vuole Runfolo, che gioca da pivot, doppio pivot, lui e Calvaruso e poi Lucchese. Bravo qui Lucchese a trovare ancora Calvaruso, difende palla, Runfolo guarda la porta, prova il destro, palla che esce però fuori. 108 secondi alla fine di questo primo tempo. Buona per Io Megna, basta Fava, si muovono molto i ragazzi del Palermo 89ers. Colpito alle spalle Megna, calcio di punizione, fallo di Lucchese. Il pallone c'è il muratore, vediamo se andrà lui. Il sistema i suoi uomini, muratore destro che si alza troppo, Virruso verso Accetta che ritorna in campo, Runfolo gira bene da Palazzotto, torna quindi il 3M a gestire anche se sbaglia Lucchese, riprende subito palla con Accetta, allora pericolo momentaneamente passato, gestisce palla Lucchese, lontano Barcellona una volta che aveva provato il rilancio lontano Accetta. Virruso, Palazzotto, un po' in difficoltà il numero 8, arriva forte su di lui Megna, poi perde il pallone Palazzotto, lo recupera subito Lucchese, tante lotte lì in quella parte di campo, poi Megna colpisce Palazzotto alle spalle. Momento di discussione in questo momento al centro dell'area, si vanno subito a chiarire i due. Megna un po' rimproverato con un colpo alle spalle, Palazzotto continua a essere accerchiato da maglia avversario, il 22. Ma tant'è, si può giocare. O almeno dopo che Schifano farà anche la questione con Emanuele Runfolo, uno più fumantini nel difendere Palazzotto. Arrivare il fischio degli arbitri, pallone al centro dell'area, colpito però male, Emanuele Runfolo che preferisce aspettare e ora accetta con qualche secondo di ritardo. Palla sempre per Runfolo. Palazzotto affaticato dove c'è Accetta, rischia il 22, ma preferisce di nuovo accasarsi dietro. Ma che dribbling, provate, è riuscito ad Accetta, quindi Runfolo dove c'è affaticato Barcellona, è bravo a dirgli no. Ancora Palazzotto, deviazione di Megna e di nuovo calcio d'angolo. Poi Runfolo si prepara per il tiro che parte, ma va fuori. Ancora una volta murato, 13 secondi alla fine. Andrà affaticato, preferisce tornare da Virruso. Sembrava il rilancio lungo, Barcellona lo fa sua e mette subito in corsa i suoi compagni. Vediamo se basterà. No,
perché arriva il duplice fischio del duo arbitrale. Palermo Futsal 89ers 0, 3M2. Questo è il parziale al termine del primo tempo. Per ora stanno bastando le reti di Affaticato e Lucchese. A tra poco. È stata dura come mi aspettavo, nel senso che comunque poi le ultime partite di campionato, quando poi i punti pesano ancora di più, non è sempre semplice fare anche la prestazione. Diciamo che oggi da questo punto di vista non è stata sicuramente una delle nostre migliori partite, però abbiamo dimostrato maturità, per cui l'importante era vincere. Abbiamo chiuso, diciamo, questo risultato, ritengo meritatamente, questa vittoria la portiamo a casa e quindi non posso che fare complimenti ai miei ragazzi che stanno correndo veramente tanto in questo campionato. Spingeremo fino alla fine nel tentativo di ostacolare questi avversari del Montelepre che stanno facendo anche loro un grandissimo campionato e niente, vedremo alla fine chi avrà più punti. Dico sempre ai miei ragazzi, non dobbiamo avere rimpianti e devo dire che questa fine di campionato mi stanno dando delle grosse prestazioni. Ripeto, non sempre si può avere qualità, non sempre si può avere, diciamo, il controllo della partita. Oggi abbiamo affrontato una signora squadra, perché lo Sport Palermo, gli elementi che compongono questa squadra li conosco, molti li ho allenati. Era una squadra che doveva fare un altro tipo di campionato, si sta ritrovando alla fine, a salvarsi alla fine, ma sicuramente in termini proprio di qualità di uomini è una squadra che vale sicuramente, diciamo, le parti alte della classifica. Andrade il solito problema poi alla caviglia, che si porta avanti ormai da mesi. Cagnina non lo so, è stato un po' influenzato in settimana, poi mi ha chiesto il cambio, però dico niente di grave sicuramente. Sono tutte finali, quindi ci prepareremo come abbiamo sempre fatto e cercheremo di portarci bottino pieno. Non sarà semplice perché anche lì affrontiamo una squadra molto forte, però intanto godiamoci questo fine settimana, questa vittoria, e da martedì cominceremo a pensare alla prossima partita. Noi siamo venuti qua cercando di portare un risultato positivo, sicuramente fino all'ultimo ci abbiamo creduto. Certamente se fa gol di Drammauta magari la partita un po' cambia, però insomma posso dire che abbiamo incontrato una bella squadra, una squadra molto compatta, e noi abbiamo cercato sempre di fermarla facendo per me abbiamo fatto un'ottima prestazione. Abbiamo subito quel gol all'inizio che magari ci ha un poco scombussolato i piani, però posso dire che la mia squadra anche dopo l'1-0 ha fatto un primo tempo abbastanza buono, pressando e attaccando. Infatti abbiamo corso pochi pericoli. Nel secondo tempo magari anche il caldo, la stanchezza giustamente insomma ci ha un poco tagliato un po' le gambe, però nello stesso tempo abbiamo dato un po' di spazio a loro, però nello stesso tempo abbiamo sfiorato il gol un paio di volte. Un gol l'hanno preso loro sulla linea e l'altro su Grammauta che insomma ha tuberto col portiere gliel'ha palesa. Perciò diciamo, posso dire insomma che insomma sono contento perché ce la siamo giocati contro una grande squadra, perciò insomma ben venga. Ora ci ne mancano 2 partite e dobbiamo cercare di fare 3 punti per arrivare alla salvezza matematica. Ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi innanzitutto che mi stanno seguendo e mi hanno seguito, perciò abbiamo sistemato un poco, io gioco con 4-4-2, poi è normale che devo dire pure che io sto giocando con 7 under in campo, più la panchina tutti under, diciamo insomma ho soltanto 4-5 over, perciò diciamo però sono contento perché anche gli under mi stanno dando una grande soddisfazione, mi stanno seguendo, perciò di questo anche sperando che arrivi al più presto la salvezza, penso di essere abbastanza soddisfatto. Margheritese incontreremo dovremmo fare un'altra battaglia, perché io dico sempre ai miei giocatori che da quando sono qua sono tutte delle battaglie da vincere, e noi non dobbiamo pensare se la Margheritese è salva, non dobbiamo pensare a nessuno, dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di vincere.
Avevo detto ai ragazzi che il nostro salvezza passava pure da questa partita, perché comunque ormai tra Folgore, questa e le altre tre trovano 3 finali di Champions League. Se ci vogliamo salvare dobbiamo vincere tutte. Oggi l'abbiamo fatto veramente bene, dispiace solo per qualche episodio, però è normale, non possiamo essere perfetti, abbiamo vinto e siamo contenti. La paura no, però c'è stato un arbitraggio che il secondo tempo non ci ha fischiato nemmeno più una punizione, a detta pure da loro, comunque c'erano 6-7 punizioni che non ci ha fischiato e ci ha fatto schiacciare, però la squadra ha reagito veramente bene, bene, bene. Stiamo per riprendere qui dai campi Trinacria di Palermo, sta per riprendere la gara tra Palermo Futsal 89ers, 3M Calcio 5, 0-2 il punteggio dopo i primi 20 minuti di tempo effettivo, per ora stanno decidendo le reti di Affaticato e Lucchese. 89ers che riprendono con Barcellona in porta, Pennino capitano sempre largo a sinistra, dietro Megna, Grammatica larga a destra, in questo momento Muratore sta fungendo come pivot. Per quanto riguarda invece il 3M si riparte sempre con Birruso in porta, poi Cottone Affaticato, Calvaruso e Ricotta, quindi rispetto alla formazione iniziale solamente un cambio che è rappresentato dal rientro in pianta stabile tra i giocatori titolari del numero 7. Tempo comunque non avaro di emozioni, anzi abbiamo visto tante incredibili palle gol sfruttate e non dalle due squadre. Poi Pennino qua prova subito la conclusione, viene fermato da Virruso che in due tempi la fa sua, poi va lontano a cercare Calvaruso, colpisce il tetto, il rilancio di Virruso e infatti rimessa dall'altra parte del campo per il Palermo Futsal 89ers, comandata dal duo arbitrale di oggi, il signor Schifano e il signor Zambuto, la sezione di Trapani il primo e Agrigento il secondo.
seminare invece la sezione di Palermo al crono. Trova ancora Grammatica, pressato forte da Calvaruso, poi gira palla la formazione in questo momento, è quarta in campionato, terzo invece il 3M. Oggi chi vince diciamo che si assicura ovviamente al netto di incredibili svarioni nelle ultime 2 gare di questo campionato la partecipazione ai playoff un po' più dura per i T-Niners che poi devono affrontare l'Athletic, quindi da quel punto di vista ovviamente è molto complicato. Per quanto riguarda invece il 3M, diciamo che vincere oggi significa mettere le cose in discesa. Ha faticato, se ne va con una grande sterzata, il pallonetto non si chiude come voleva il numero 6 che ha già fatto gol oggi. Abbiamo parlato della sua avventura al Resuttana San Lorenzo, ha giocato anche qui a Trinacria un anno, il 21-22, stato di Serie C2 dove è uscito vincitore appunto il Resuttana. Prova subito Grammatica, grande parata di Virruso, vincitore playoff. Attimo di pausa perché sta lasciando le scarpe Ricotta, batte dietro Grammatica, giro palla del maglia gialla, prova il tiro in porta Grammatica, altro tocco con il tetto per il pallone, stavolta in maniera involontaria parte di Ricotta. Non so se sia una volta in cui lo colpisce volontariamente, però hai capito il senso. Era più una deviazione dopo il tiro di Grammatica che un tentativo di giocata da parte del 27. Intanto presta forte Muratore. I Niners che hanno fatto nello spazio di 5 minuti di gioco 5 falli nel corso della prima frazione, non hanno fatto il sesto, quindi hanno concesso un tiro libero al 3M. Poi qua faticato, viene colpito 2 volte Pennino e comunque non era mai caduto, ha provato a mettersi in proprio, il pallone però è uscito sul fondo. Virruso, Ricotta viene concentrato bene da Muratore, l'ultimo tocco è anche il 27 che non ha segnato ancora, ma comunque il primo gol nasce nella sua sgroppata, un fallo conseguente di Pennino. L'altra volta si è preso il giallo e ha anche consentito al 3M di utilizzare una punizione. Virruso qua da centrale difensivo prende palla, poi ha faticato al centro, ha faticato, Barcellona chiude tutta la porta, il pallone poi è rimasto lì, deve mandarlo lontano dai T-Niners, lo fa adesso, ma adesso sì che sta insistendo il 3M. Qualcuno che va vicino? Virruso, Calvaruso, Pennino, ritorna affaticato senza fallo, può andare Calvaruso, pallone che non va verso la porta di Barcellona, altruismo forse eccessivo qui di Calvaruso, poteva anche pensare di sfidare il portiere avversario che poi fa un grande recupero per mantenere il pallone in campo. Muratore torna da Barcellona, può farlo perché l'ultimo tocco è di il suo avversario. Le ricordo che ha ammonito. Pennino, Grammatica, ancora il 23, torna dove c'è Pennino, Megna, giocate, il Muratore che deve farsi vedere, ancora Megna, Grammatica, colpito Grammatica, ritorna dove c'è Pennino, sempre il 26 al centro, sta diventando pericoloso Pennino, lontano Virruso, Calvaruso controlla, va in porta, Barcellona, grande risposta. Attenzione a Pennino da una parte, Calvaruso dall'altra, affaticato, batte Ricotta, controlla, può anche pensare al tiro, vince il primo rimpallo, non il secondo, può partire Muratore, contropiede ai T-Niners, come può per Grammatica, Virruso bravissimo, e poi c'è un fallo commesso da affaticato, si accende la partita, trattiene la maglietta di Muratore qui affaticato, possiamo dire
gli va anche bene che non l'hanno ammonito, perché Virruso era fuori dai pali, il muratore poteva anche pensare di andare in porta. Anche un quarto d'ora di gioco, sono giocati quindi 5 minuti e 4 secondi all'inizio della ripresa, ovviamente di tempo effettivo. Scalda Runfolo, stoglia anche la pettorina, mi sa che sarà il prossimo ad entrare. Intanto palla è per Grammatica, lo specialista, il 23. Va lui in porta e per poco non la prende anzi. Rimessa per Virruso, è entrato Palazzotto nel frattempo, così come Cottone. Rischiano i due, poi viene ripreso da Megni. Grammatica, Megni, ecco, buono per Mugna, che si è infilato la difesa del 3M, che aveva ceduto Grammatica. Per giocare Virruso, Un appoggio! Cottone, gira bene Palazzotto, Ricotta, ancora Palazzotto, si propone Ricotta ma viene servito. Cottone sbaglia il passaggio di ritorno, allora ancora Muratore incespica un po' con il pallone tra i piedi, più che tra i piedi, tra le cosce. Ma torna ad essere del 3. Virruso, esce Barcellona, salta anche Megna e poi come torna al 22 dopo il controllo di Muratore, grandissimo break qui di Pennino, ancora lui, Pennino fermato da Virruso, poi Palazzotto, lo scavetto di Palazzotto, Ricotta mantiene il pallone in campo, ancora Ricotta, aspetta il momento giusto che non si palesa e allora ancora Pennino, ancora il 26, gara viva, Grammatica trova con Virruso che poi manda lontano dove c'è Cottone, difende bene il possesso qui Muratore, scorre spaccate, ci vuole un po' più di ordine per il 3M, un po' più di spregiudicatezza invece per i T-Niners, ancora con Grammatica, largo a destra, Muratore, dopo il tocco di Pennino che ritorna ad avere la regia dell'azione e sbaglia il passaggio verso Grammatica che ha professato la volontà di correre dato a destra. Poi Virruso tocca fino all'ultimo, troppo! Aspetta troppo Francesco Virruso, punizione a 2 al limite dell'area di rigore per gli 89ers. Si arrabbia il numero 2, l'errore però qua è riconducibile al portiere, quindi sistema la barriera, abbiamo provato a sistemare la barriera, adesso Virruso, ovviamente punizione a 2, non conta come fallo, però è un'azione decisamente importante. Tutti e 4 gli effettivi dei T-Niners sono lì a decidere per chi andrà di suolo e chi andrà in porta. Muraglia umana quella messa da Virruso. Lo scambio è per Pennino e colpisce Virruso e Palazzotto va lontano. Efficiente ed efficace la barriera umana messa da Virruso. Ci ha provato Pennino che era quello più largo a sinistra, così come in questa azione. Ancora Pennino in mezzo a 2, palla per Virruso da lontano, Runfolo, Butta, bravo! Cottone, passaggio rischioso ma che arriva al 10 a fatica.
Continua il giro palla e Trem, faticato in mezzo a una serie di gambe, riesce ad andarsene. Ancora lui, affaticato in aria, colpisce l'avversario, pallone ancora buono per il Trem. Con Rumpolo prova a girare, Cottone ricicla la palla. Palazzotto guarda la porta ma preferisce tornare da Cottone. Poi rischia Palazzotto, riprende palla Muratore che entra in aria. Il Ruso la fa sua, Rumpolo se ne va, Rumpolo, Barcellona, pallone ancora buono, riesce a sistemarla a terra Pennino che prova ad andare ancora verso sinistra. Pennino si riappoggia a Magna e fa bene perché continua la lamentele tra Pennino, arbitro e tutto il resto. La formazione del Trem. Poi qua c'è il 4-5 tra Rumpolo e Pennino, uno dei più piccanti in questa fase di gara. Infatti mister Costantino lo fa accomodare in panchina momentaneamente, entra Compagno al suo posto. Megna, Palazzotto con il ciuffo, tocca Rumpolo, non si prende il fallo, Compagno agisce al momento giusto. La Grammatica, prova il sinistro, Venoso e termina sul fondo. Birruso, ancora una volta usa tutti i secondi a sua disposizione rischiando qualcosa, ma non è sicuramente soddisfatto di questo rinvio. Palla per i Niners. La porta preferisce ritornare da Grammatica. Muratore, ora è lui l'ultimo effettivo. Compagno, scambio sempre col 5. La Grammatica, facendo le luci del campo Trinacria. Lo scambio tra Grammatica e Megna, ultimo tocco di Cottone, rimessa che diventa in realtà calcio d'angolo. Buono per il sinistro di Grammatica, affaticato, messo ad hoc lì da Birruso, dice no, e ancora Grammatica, le giocate di Suola, pallone al centro, esce Rumpolo, è affaticato, aspetta, ritorna sul mio compagno, ma il pallone esce e c'è anche time out chiamato da mister Giacalone. Effettivamente in questo primo spaccato di ripresa sembra avere qualcosa in più squadra dei 89ers. Tremendo ancora avanti di 2-0-2 il parziale quando mancano 10 minuti e 20 secondi alla fine della gara, praticamente metà secondo tempo ancora. Ci siamo asciugati i quarti di gara, mancano solamente gli ultimi 10 minuti. Panchina a rapporto, i loro comandanti, da una parte Costantino per i Niners, dall'altra quella alla vostra sinistra mister Giacalone per il Trem. I punti sono importantissimi, contando anche che Athletic gioca contro la Merlo. Magari il mister Gallo in cerca di punti salvezza potrebbe fare uno scherzetto ai Nero Rosa. Poi c'è anche il Palermo Calcio 5 impegnato oggi, le squadre che si stanno combattendo il campionato. 59 punti Athletic, 58 il Palermo Vieni al centrocampo, dai. È dietro, dai. Vieni. che oggi è impegnato alle Palla Don Bosco contro il Città di Canicattì, squadra che deve lottare per non retrocedere. Oggi potrebbero arrivare tanti primi verdetti. Rumpolo affaticato, ancora per Palazzotto, affaticato, pallone fermato da Muratore che lo stoppa. Atletico 1, lo ricordiamo, è a 2 tornate e mezza a questo punto dalla fine. Poi saranno solamente playoff o playout per decretare gli ultimi verdetti della stagione. Palazzotto fermato, ancora il numero 8, mentre inizia a cadere qualche goccia.
tempo che non è stato dei migliori in questi giorni, ci aveva risparmiato la pioggia fino a poco fa. Adesso che il coach sta scendendo al campo Trinacria, affaticato Virruso, Cottone, buono per Rumpolo, prova a sistemare il pallone il 3M, poi discussioni tra Cottone e compagno. Ancora conversazioni poco piacevoli sulla squadra, speriamo che smettano subito, perché ma il tempo rimane fermo. Qua la pioggia sembra essere sempre più minacciata. Ancora parlano Cottone e compagno, mancano 9 minuti e 30 secondi alla fine. Palermo Futsal 89ers 0, 3M calcio 5, 2. Ferroso, Runfolo, affaticato, torna dietro e c'è ancora Palazzotto, lo scambio con Cottone non si chiude e poi prova a mettersi grammatica, Virruso lascia scorrere, fa bene. Il pallone lontano, Runfolo, la palla è per lui, ma con la testa serve compagno che non viene fermato subito. Allora Cottone in aria, 0-3, segna anche il 10, Cottone ruba palla al compagno e trova rete che però va il triplo vantaggio 3M. Forza Dani, non mollare Dani, può capitare Dani, dai, non mollare, via. 9 alla fine, 3M avanti di 3. Segna anche Cottone, uomo chiamato per queste partite. Il 10 consegna un'altra perla, prende palla e va davanti a Barcellona depositando il pallone in gol. Barcellona allontano, il Ruso la prende e poi Calvaruso aspetta il 7, ora affaticato Runfolo, intensifica adesso la pioggia, Lucchese per Runfolo, Calvaruso sistema sui uomini, pista Giacalone, il pallone era per Calvaruso che infatti qui c'è bravo a Runfolo. Megna, ancora Megna, compagno che ha perso il pallone bruciante, bollente, ancora affaticato per Lucchese al centro, viene fermato da Muratore, aveva perso un'altra compagno che adesso però si propone a destra, troppo lungo il pallone per lui. 0-3 il punteggio. Virruso, Runfolo qua dove c'è affaticato e non è che si perde, quindi rimessa per gli 89ers. Megna prende ora palla al 22, poi compagno si propone il Muratore a sinistra, il 7 si riappoggia a Megna, ancora Muratore, Megna, compagno, destro fermato, ancora il 7 insiste doppiamente, il 28 Marra, poi scivola Muratore, non controlla, palla nuovamente favorevole al 3M. Sbaglia Virruso, riprende Megna, compagno, funziona la schermo, poi Runfolo va a pressare forte su Marra a Barcellona.
Allontana il numero 1, troppo lontano. Birruso può stoppare questo pallone. Va bene. Guarda, un altro pallone fuori, un ping pong tra portieri. Vanamegna. Muratore. Compagno, controlla. Numero 7. Appoggia dietro. Muratore. Megna, a vuoto. Ancora il 5. E c'è Compagno che insiste. Fa tutto da solo. Poi bruttissimo lo scontro. La Compagno affaticato anche perché sbatte violentemente a terra il numero 7 del Palermo 89ers. E rimane Durante. Fermato l'affaticato da Calvaruso. Ottimo per Ricotta, davanti alla porta, Ricotta per Runfolo. Altruista anche il 27 in questo caso. Runfolo però non si trovava lì. Megna. Muratore. Compagno. Va a chiudere Megna, poi Muratore, destro finisce fuori. Adesso degli ultimi 6 di gioco, lontano affaticato, si prova a Ricotta, chiude tutto qui Marra, pallone che arriva a Compagno, che da pivot lo smista ma per Runfolo, che stavolta trova Calvaruso che prova a guardare la porta. Barcellona dietro un'altra volta Calvaruso. Runfolo scambia con lui, come passa ma senza colpo ferire per i 89ers. C'è una deviazione, rimane su il tram. Ricotta come torna dietro dove c'è Birruso, la riprende Barcellona. Oppa. Ancora lui. Muratore. Sempre il numero 5 prova a fare qualcosa per i Niners, non è facile. Megna, lui del Compagno che come un flipper torna a Birruso che può giocarla anche con i piedi, lo fa, poi tocca il tetto. 4 al termine. Vediamo se i Niners avranno il guizzo finale. Compagno ci prova, destro, forse deviato. E così. Calvaruso a dire l'ultima parola. Poi un'altra volta Muratore, sinistro che va fuori. Runfolo. Calvaruso. Momento che doveva essere per Runfolo. Riprende però senza problemi Barcellona. Ma il giocare è complicatissimo anche per i ragazzi in campo. Runfolo allontana il pallone. 3 alla fine. Compagno batte. Muratore. Tra Muratore e Compagno.
Marra cerca qualcuno al centro che non c'è. Gara adesso molto bloccata, prova Ricotta a creare qualcosa. Ricotta, dove c'è Calvaruso, i 3 uomini del gol, Ricotta, Calvaruso e Runfolo davanti, scambiano proprio loro. Ha faticato anche largo a destra. Abbiamo fermato nel frattempo l'avanzare del 3M da Compagno, doppia deviazione, palla sempre per i gialli. Compagno, palla per lui, non arriva l'appuntamento col pallone qui Marra. Calvaruso, sempre il 7, aspetta, torna dove c'è affaticato, rischia affaticato sul pressing di Marra, continua la pressione molto alta ai ragazzi dei 89ers, effettivamente questo devono fare. 2 alla fine. Compagno guarda ancora la porta, preferisce però appoggiarsi dove c'è un vassallo, anche lui abbastanza bloccato lì sulla destra. Compagno sbaglia il 7 e Runfolo manda lontano dove c'è Ricotta che mantiene il pallone in campo e poi Barcellona sull'intervento del suo stesso compagno vassallo deve impegnarsi per evitare il 0-4. Rischia davvero tanto, rischia lo 0-4 vassallo che ora gira palla. Compagno fermato un'altra volta Marra. Ora spazio anche un po' per le seconde linee per i T-Niners quando mancano 70 alla fine, non minuti ma secondi. Compagno, contropiede, Compagno, esterno della rete, ci tiene probabilmente a finire con clean sheet di Russo, così come tutto il 3M, affaticato, dall'altra parte dove c'è Runfolo, mantiene il pallone Runfolo. E fa bene perché guadagna tempo preziosissimo. Ricotta, colpito, calcio di punizione. Già battuto, la palla in movimento, deve regolamentare meglio quindi questa battuta. Il 2 arbitrale, 41 alla fine di secondi. Prende l'affaticato. Va lui in porta, bravissimo Barcellona dopo una deviazione che poteva essere mortifera. Calcio d'angolo, 40 secondi alla fine. Runfolo va col destro, doppia deviazione, il muratore mette fuori. Chiama gestione della palla la panchina del 3M, affaticato allora. Va da Virruso che rischia qualcosa. Barcellona la prende, ma ha toccato il tetto, quindi rimessa un po' più avanzata per il Palermo Futsal 89ers che ormai possiamo dirlo a 17 secondi dalla fine perde la prima gara in casa da ben 3 mesi. E allora, quando ancora il tempo sta scorrendo, le squadre fanno un accordo non verbale e accettano che finisca così la partita. Palermo Futsal 89ers 0, 3M 3, una vittoria importantissima in chiave playoff per i neroverdi che adesso possono sognare. Agli 89ers invece serve un'impresa. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui da questo piovoso all'improvviso però pomeriggio di calcio a 5. Ricordiamo velocemente parziale marcatori: 0-3 in favore del 3M, i gol di Affaticato e Lucchese nel primo tempo e di Cottone a chiuderla nel secondo. Grazie a tutti